Introduttivamente vorrei subito segnalare perché abbiamo scelto come titolo Direttiva 78 del 2000, la prima volta della Cassazione. Abbiamo inteso in questo modo segnalare immediatamente l'orizzonte europeo della vicenda di cui ci occuperemo e che ha portato a questa sentenza della Corte di Cassazione. Questa è anche la ragione per la quale considerando le affermazioni della Corte di Cassazione, quindi di un giudice nazionale, le cose che diremo probabilmente sono di interesse anche per chi lavora, studia e vive in un paese diverso dall'Italia, ma comunque all'interno dell'Unione Europea. Di cosa parleremo? Cercheremo di quali sono i temi che cercheremo di affrontare in questo nostro dialogo di questa mattina. Abbiamo qui elencato 9 tappe di questo nostro percorso, ci alterneremo nell'esposizione delle questioni io e la collega Anna Zilli. Cercheremo in tutti i modi di chiarire i vari passaggi perché non voglio dimenticarmi che l'incontro di oggi è destinato in primo luogo agli studenti, cioè a delle persone che sono in formazione, per cui cercheremo in tutti i modi di essere chiari. Se però ci fosse la necessità di una spiegazione, di un chiarimento delle cose che andiamo via via dicendo, ecco, io invito tutti i partecipanti a scrivere una domanda, una richiesta nella chat in modo da poter interrompere quello che stiamo dicendo per chiarire le questioni. Noi parliamo di una sentenza, ma in effetti, come potete vedere da questa slide che ho preparato, la vicenda coinvolge una serie di autorità giurisdizionali, sia nazionali sia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per cui seppure è vero che la prima volta della Corte di Cassazione fa riferimento alla sentenza ultima del 15 dicembre del 2020, in effetti alle spalle di questa sentenza, prima di questa sentenza, ci sono state altre pronunce giurisprudenziali di cui dobbiamo comunque tenere conto, perché in ognuna di queste pronunce è stato messo in luce un aspetto di questa vicenda, indagato un aspetto di questa vicenda, ed è bene che noi siamo coscienti che si è trattato di un percorso. E questa necessità di considerare l'intero percorso che ha portato alla sentenza 28.646 del 2020 è importante perché questa fattispecie, cioè quello della discriminazione fondata sull'orientamento sessuale nella fase dell'annuncio di una politica di assunzione discriminatoria, è stata una fattispecie che per la prima volta è emersa nel nostro paese e quindi, come sempre quando c'è una prima volta, si è trattato di affrontare delle questioni giuridiche che per l'innanzi non si erano mai poste. Ecco, partiamo dal fatto, come sempre quando analizziamo una sentenza è la prima questione a cui noi dobbiamo far riferimento, perché ci indica subito quali sono i problemi e quali sono le caratteristiche della fattispecie che possono avere una rilevanza dal punto di vista poi dell'interpretazione delle norme. Purtroppo spesso, soprattutto quando consideriamo la giurisprudenza della Corte di legittimità, ci concentriamo giustamente sul principio di diritto che la Corte esprime, ma spesso non ci ricordiamo che quel principio di diritto è fortemente influenzato dalle caratteristiche del caso di specie, quindi da ciò che effettivamente è successo e che ha dato poi origine alla controversia. Ecco, in questo caso che cosa era successo? Un signore che nella vita, come dire, non è una persona che ignora il diritto perché fa l'avvocato, è un docente o è stato, perché credo che sia andato in pensione, un docente universitario di diritto processuale penale ed è stato anche un ex parlamentare del nostro paese. Quindi una persona che ha tutte, come dire, il bagaglio culturale per soppesare le parole che dice e per dargli anche
poi una certa importanza nel contesto in cui esprime, in cui parla. Il contesto in cui parla era una trasmissione radiofonica, una trasmissione di livello nazionale, molto seguita in Italia, per cui una trasmissione, come dire, che non ascoltavano poche persone. Quindi una persona competente che parla alla radio in una trasmissione che è molto seguita a livello nazionale. E cosa dice in questa trasmissione, che è una trasmissione satirica? Io stesso ho partecipato qualche anno fa a questa trasmissione. Quella volta mi occupavo della questione del matrimonio tra persone dello stesso sesso e a un certo punto venni intervistato in questa trasmissione e si sa, cioè chi partecipa a questa trasmissione avendola ascoltata sa perfettamente che i conduttori di questa trasmissione cercano di sollecitare la battuta, cercano di sollecitare la riflessione ironica sull'argomento, sul tema che si affronta in quella trasmissione e quindi dicono delle cose provocatorie. Il punto è cercare di rispondere, come dire, stando al gioco in un certo senso, ma tenendo presente che comunque le persone che intervengono sono delle persone che non vengono scelte a caso, ma che hanno una particolare come dire, qualifica e che se dicono delle cose, quelle cose che dicono hanno un certo peso. Per cui io stesso in quella trasmissione cercai di andare dietro all'ironia dei conduttori, però ricordandomi che in quel momento mi chiamavano come avvocato di quel determinato caso giudiziario che comunque stava facendo parlare tutta l'opinione pubblica in quel momento in Italia. Ecco, quindi i conduttori provocano nel signore protagonista della vicenda una serie di eh, affermazioni circa l'omosessualità. Perché lo fanno? Perché in più riprese, prima e dopo, comunque questo signore si era espresso, questo avvocato si era espresso sul tema e quindi sapevano, diciamo, di trovare un campo fertile da questo punto di vista. E a un certo punto viene chiesto esplicitamente se, visto l'affermazione secondo la quale gli omosessuali danno fastidio a questa persona proprio fisicamente, dice che non li vuole vicino a sé, gli chiedono: ma lei non assumerebbe un avvocato nel suo studio? E lui risponde di no e poi lo incalzano dicendo: ma neanche se fosse un avvocato molto preparato, magari che si è laureato in una grandissima università. E lui risponde: ma se è così bravo potrebbe trovare lavoro da un'altra parte, sicuramente non nel mio studio, perché io non sopporto la vicinanza fisica di queste persone. Nel mio studio non voglio una persona omosessuale. Queste affermazioni ovviamente circolano molto, subito fa notizia questa trasmissione e un'associazione di avvocate, avvocati e praticanti che si occupa di promozione e tutela delle persone LGBTI. Io preciso che questo acronimo vuol dire persone lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersex. Ecco, questa associazione si rivolge al tribunale competente territorialmente in base alla sede di questa associazione, cioè il Tribunale di Bergamo, affinché dichiari che le affermazioni fatte da questo avvocato durante questa nota trasmissione radiofonica siano dichiarate discriminatorie ai sensi della direttiva 78 del 2000 e in virtù di questo accertamento circa la discriminatorietà di queste affermazioni si chiede il risarcimento del danno e si chiede di pubblicare la sentenza su un giornale a tiratura nazionale perché in questo modo si possa, diciamo, bilanciare la notorietà delle affermazioni discriminatorie che si erano fatte con la notorietà della sentenza che le dichiara discriminatorie e che eventualmente condanna al risarcimento del danno. Ecco, quali sono allora le questioni che si dovevano affrontare
ripeto, alcune di queste per la prima volta nel nostro paese. Intanto la questione centrale. Si può parlare di discriminazione, o meglio, si può applicare la direttiva 78 del 2000 e la normativa di recepimento di questa direttiva, cioè la normativa che ha introdotto a livello nazionale i principi e le regole contenute nella direttiva, un comportamento discriminatorio? È un fatto che sulla base di queste affermazioni nessuno poteva dire al momento in cui era cominciato il percorso giudiziario se effettivamente quella politica di assunzione discriminatoria fosse stata in passato attuata dall'avvocato rispetto alla selezione delle persone che facevano domanda per lavorare nel suo studio. Quindi la questione subito connessa a questa, manca una vittima, ma l'aver dichiarato di non voler assumere nel proprio studio legale una persona omosessuale è di per sé discriminazione? Cioè, detta in altri termini, rientra nell'ambito oggettivo di applicazione della direttiva 78 del 2000 un comportamento simile? Terza questione. Chi agisce in giudizio, ho già ricordato, è un'associazione formata da avvocate, avvocati e praticanti che si occupa della tutela delle persone LGBT. Non tutti i soci di questa associazione sono delle persone LGBT. Questa associazione, quindi che statutariamente, cioè in base al suo statuto, cura gli interessi delle persone che potrebbero essere lese dall'eventuale attuazione di questa politica discriminatoria, è legittimata ad agire? Io dico soprattutto a beneficio degli studenti austriaci, legittimato ad agire vuol dire che hanno il potere di rivolgersi all'autorità giudiziaria per chiedere tutela rispetto a una determinata situazione. Ancora, ho ricordato che questa politica di assunzione discriminatoria è stata espressa durante una diretta radiofonica di una trasmissione che è diffusa sul piano nazionale. Si facevano delle domande e l'avvocato che partecipava a questa trasmissione non parlava di un procedimento di assunzione in corso, ma semplicemente esprimeva il suo disagio rispetto alle persone LGBT e diceva: queste persone non voglio che lavorino nel mio studio perché io non mi sento a mio agio. Questo è espressione della libertà di opinione di una persona? C'è un limite a questa libertà di espressione? Perché se noi riteniamo che questa sia una libertà, l'esercizio della libertà di espressione, allora ci troviamo di fronte a quella che tecnicamente potremmo chiamare una scriminante. E sempre a beneficio soprattutto degli studenti austriaci, preciso che per scriminante noi intendiamo un comportamento che priva di antigiuridicità una condotta, per cui quella condotta in presenza di questa della motivazione come l'espressione della libertà di opinione diventa da illecita lecita. Per cui se noi diciamo che in questo caso c'è esercizio della libertà di opinione, quel comportamento non può essere ritenuto illecito ed evidentemente non può essere neanche ritenuto discriminatorio. Quindi è una questione centrale quella di stabilire se nel caso di specie c'è un esercizio della libertà di opinione. Ultima questione. Abbiamo già detto mancava l'evidenza, la prova che ci fosse una vittima di questo comportamento asseritamente discriminatorio. E noi sappiamo che nell'ordinamento italiano, ma funziona in maniera simile anche nell'ordinamento austriaco,
Intanto io posso chiedere il risarcimento del danno e quindi sono legittimato ad agire in giudizio per il risarcimento del danno, in quanto io provi che nella mia sfera giuridica si è prodotta una conseguenza negativa a seguito dell'illecito. Questa conseguenza negativa, che può essere di carattere patrimoniale o di carattere non patrimoniale, rende possibile la domanda di risarcimento. Per cui in questo caso una e chi arriva in giudizio un'associazione rappresentativa di interessi di un gruppo sociale, in questo caso è possibile chiedere il risarcimento del danno? Di che tipo di danno? E soprattutto come si fa a quantificare questo danno? Ecco, questo è un aspetto apparentemente secondario, ma che come vedremo invece ha un'importanza notevole e rappresenta uno degli aspetti, diciamo, più innovativi e che forse sarà, come dire, portatore di ulteriori sviluppi nella giurisprudenza italiana, su cui poi dovremo riflettere. Io passo ora la parola ad Anna Zilli. Una volta ricostruito il quadro degli eventi accaduti e delle questioni da affrontare, dobbiamo ora porci nell'ottica di mettere vicino le fonti, e cioè capire qual è il quadro di riferimento, normativo di riferimento, delle questioni di cui abbiamo parlato sinora con il collega Francesco Pilotta. Questo quadro di interesse eminentemente sovranazionale, nel senso che non si tratta solo di disciplina italiana. Francesco, dovresti spegnere il tuo microfono perché io ti sento. Grazie. Bene, questo quadro parte ovviamente dal quadro comunitario europeo. Nel quadro europeo noi troviamo una direttiva che è quella di cui stiamo discutendo, 78-2000, quindi una direttiva del folto gruppo degli anni 2000 che ha innovato i diritti sociali nell'Unione Europea. Questa direttiva 78 che ci porta nel tema della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro. Ricordo, ma lo vedremo fra poco, che si accompagna ad un'altra direttiva 43 e nel nostro ordinamento nazionale entra nel 2003 attraverso 2 decreti gemelli. Quindi le 2 direttive europee in materia di diritto antidiscriminatorio, di discriminazioni, entrano insieme 3 anni dopo nell'ordinamento nazionale italiano. La direttiva 78, per quel che ci riguarda, pone innanzitutto dei concetti chiave, cioè riscrive l'idea di discriminazione, facendoci capire come la discriminazione sia un fenomeno molto più esteso di quello a cui le corti, soprattutto nazionali, erano abituate, e come il concetto di discriminazione diretta e indiretta possa essere implementato, allargato, arricchito di significato proprio dal dialogo fra le corti, fra la Corte europea e le corti nazionali e, sì, auspicabilmente, grazie anche all'intervento dei giuristi. Quello che vorrei segnalare è innanzitutto un'assenza. Fino agli anni 2000, le vicende italiane arrivate alla Corte di Giustizia sono meno di una chimera, perché gli avvocati e le avvocate italiane e i giudici italiani non chiedono nulla alla Corte di Giustizia. Credo che innanzitutto si debba tener conto della formazione dei giuristi, e cioè fino agli anni 2000 i temi delle discriminazioni e i temi dell'accesso alla giustizia nelle alte corti non sono temi studiati nelle università di diritto, nelle facoltà di giurisprudenza italiane, non sono temi studiati, coltivati dall'avvocatura. Quindi questa vicenda è anche un po'
il caso di scuola e il caso che fa scuola, nel senso che ha insegnato a molte e molti di noi come procedere in una vicenda di diritto antidiscriminatorio. Quella direttiva 78 di cui stiamo parlando, oltre quindi agli elementi fondamentali relativi a che cos'è una discriminazione diretta e indiretta, pone altre due interessanti questioni. La prima, la sua incredibile ampiezza. Si dice espressamente, io ve l'ho riportato, che la direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, per quanto riguarda le condizioni di accesso alle attività dipendenti o autonome. E questa apertura, unificante per pubblico e privato e unificante per lavoro dipendente e autonomo, è un grandissimo allargamento dell'ambito di azione del diritto antidiscriminatorio. Per cui non più solo questioni che riguardano il lavoro subordinato, ma dalla direttiva 78 in poi questioni che riguardano l'accesso, tutte le condizioni di accesso a tutte le attività di lavoro. Questa direttiva 78 affronta poi, sin dai suoi considerando, il tema fondamentale della legittimazione. Come ha detto il collega, stiamo parlando di chi può agire in giudizio. Ebbene, il considerando 29 segnala come, e lo leggo, gli stati le vittime di discriminazione dovrebbero disporre di mezzi adeguati di protezione legale al fine di assicurare un più efficace livello di protezione. Anche alle associazioni o persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto a sostegno delle vittime, fatte salve norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giustizia. Sicché poi l'articolo 9 della direttiva richiede e dice che gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche che abbiano un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare direttamente a sostegno o per conto di la persona che si ritiene lesa e con il suo consenso una procedura finalizzata ad ottenere l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla direttiva. Il punto qual è? Che quando la direttiva 78 entra nell'ordinamento italiano, nella sua prima versione del 2016, le regole per la legittimazione non vengono accolte secondo questa ampiezza richiesta dal considerando 29 dalla direttiva. E sì, il recepimento nazionale si focalizza nella legittimazione della parte che vedete ora barrata, cioè delle rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative, le organizzazioni ovviamente maggiormente rappresentative a livello nazionale. Di che cosa si sta parlando? Nel primo recepimento della direttiva, la legittimazione è data a quegli stessi soggetti a cui normalmente viene data, a tutela di interessi legittimi. C'è un eco, quindi un rimando a ciò che accade per la tutela dell'ambiente, c'è un rimando a ciò che accade, un rimando un po' forzato se si vuole, ma esiste, a ciò che accade nel diritto del lavoro per la repressione e la condotta antisindacale. L'espressione non è la stessa, ma l'idea è che ci sono dei soggetti collettivi che possono agire a sostegno o per conto di altri, ma non autonomamente. Nel 2008
la disposizione cambia e diventa quella che oggi noi conosciamo, cioè in base all'articolo 5, sono legittimati ad agire in giudizio le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione contro la persona fisica o giuridica a cui è riferibile il comportamento. Addirittura possono agire in giudizio nei casi in cui non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione. Quindi nel dialogo fra la versione vecchia entrata nel 2003 e la versione nuova del 2008, noi troviamo un allargamento dei soggetti e questa chiara affermazione di legittimazione ad agire in giudizio per la tutela per la tutela nei casi di soggetti non individuabili in modo diretto. Perché questo complesso normativo ci pone così tante sfide? Perché, ed è questa la difesa di chi propugna questi atteggiamenti, di chi dice le espressioni che il collega ci ha ricordato, la difesa è la libertà di parola, di pensiero e quindi la possibilità di poter dire qualunque cosa. Quindi noi ci troviamo nel mezzo di questo dialogo normativo. Da una parte il diritto delle persone a accedere al lavoro senza discriminazioni, dall'altra la libertà, secondo l'enunciante, secondo questo professore avvocato di cui abbiamo parlato, di poterla pensare come crede relativamente all'avere o no vicino a sé persone omosessuali. Questo quadro normativo e questo bilanciamento di interessi non è stato affrontato per la prima volta in Italia. Fortunatamente, dobbiamo dire, c'erano già stati precedenti in altri ordinamenti affrontati dalla Corte di Giustizia. Il primo caso di cui ci occupiamo è il cosiddetto caso Ferin, deciso nel 2008. A dir la verità, qui viene in gioco un'altra direttiva, la direttiva 43, recante il principio di parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Normalmente noi diciamo la direttiva 43 riguarda la razza e l'origine etnica, la direttiva 78 riguarda tutte le altre discriminazioni. Nella direttiva 43 noi troviamo la protezione dalle discriminazioni motivate, originate dalla razza o dall'origine etnica, anche relativamente alla sicurezza sociale, all'assistenza sanitaria, alle prestazioni sociali, all'istruzione, all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio. Questa ampiezza dovrebbe essere molto nota, perché davvero la direttiva 43 può cambiare il volto di un paese dal punto di vista delle sue politiche sociali. Mi piace ricordare in questa occasione che siamo alle battute finali, alla chiusura della prima edizione del nostro Master Mind in inclusione delle diversità. Una parte importante di questo serio e molto impegnativo percorso biennale è stata dedicata a costruire l'idea che le discriminazioni non stanno solo nel diritto e nel rapporto di lavoro e costruire l'idea e dare gli strumenti che il diritto antidiscriminatorio è una scienza a tutto campo, a tutto tondo, che attraversa trasversalmente i vari settori dell'ordinamento. A parer mio, la direttiva 43
è il punto su cui veramente la leva idonea a cambiare il volto alle politiche sociali di un paese in un'ottica antidiscriminatoria. Il caso Ferin è davvero un caso interessante perché ci interroga su quanto conosciamo e vediamo sempre attorno a noi e a cui non eravamo, prima di questo caso, riusciti a dare un inquadramento giuridico serio, fondato, importante. Che cosa accade? Il caso è qui riassunto. Il direttore di un'impresa specializzata nella vendita e installazione di porte basculanti, siamo in Belgio, aveva dichiarato di voler assumere operai installatori che non fossero stranieri. Ma questo, secondo la più nota delle frasi, per il fatto non che lui fosse razzista, ma perché la clientela temeva per la propria sicurezza e per la propria proprietà, temeva di farli accedere nella propria abitazione per svolgere il loro lavoro. Sicché il responsabile, il datore di lavoro potenziale, si trova nella situazione di dire, attraverso un pubblico annuncio, di voler assumere sì degli operai, ma di non volerli assumere se stranieri. Questo caso lo ritroviamo tutti i giorni vicino a noi. È la casa di riposo per anziani, la residenza per anziani, che non assume l'infermiera o l'assistente alla persona straniera, e lo declino al femminile per ragioni numeriche, perché sempre di donne si tratta, di non volerla assumere se straniera di colore a causa di una diffidenza da parte degli anziani. Ancora, è il caso del negozio in cui non viene assunta la commessa o il commesso di colore perché la clientela non capirebbe. Allora, in questi casi esiste una tutela approntata dall'ordinamento? Nella situazione considerata nella sentenza Ferin, siamo di fronte a un elemento interessante, cioè il fatto che nell'ordinamento belga il recepimento della direttiva ha previsto la costituzione di una autorità indipendente che ne monitori e attui l'effettivo funzionamento. Faccio qui solo un breve asterisco e un rimando a quanto diremo a fine di questo percorso. In Italia quell'autorità indipendente non c'è. Ebbene, l'autorità indipendente belga si interroga e interroga le corti. E l'esito qual è? L'esito è una interpretazione della direttiva nel senso di rappresentare come nel caso Ferin si vada oltre all'idea della discriminazione diretta e indiretta. Il caso Ferin apre all'idea di una discriminazione diffusa. Questa discriminazione diffusa perché la persona colpita nella sua individualità non c'è. Quel che si va a colpire qui è addirittura il momento precedente alla candidatura. Nessun lavoratore di origine straniera o straniero si era candidato per quel posto, sicché firma Ferin, la ditta Ferin, ebbe a dire il caso in concreto non esiste, era solo un perparlare. Ebbene, la Corte di Giustizia dice non si può parlare così, perché questo parlare è agire e si tratta di scoraggiare le persone straniere
rispetto alla loro legittima ricerca di lavoro. Allora, questo caso ha una portata enorme. Direi che si tratta di una svolta importante nelle decisioni della Corte. Il caso reale non mi interessa più. Mi interessa anche solo l'ipotesi, anche solo il caso della dissuasione rappresentata dalle affermazioni del datore o dell'ipotetico datore o dell'ipotetico, come sappiamo, titolare di studio legale, perché davvero il caso Ferin è identico al caso nazionale italiano, se non fosse per la questione rappresentata dalla mancanza nel nostro ordinamento di un'autorità indipendente. Che cosa succede nel caso Ferin? La domanda viene respinta dal giudice di primo grado perché nessuno poteva in effetti provare che qualcuno non fosse stato assunto a causa della sua origine etnica. Ma quel trattamento meno favorevole che è discriminazione sta anche nell'impedire la promozione di condizioni per una partecipazione più attiva al mercato del lavoro. La ditta Ferin ha impedito a degli aspiranti lavoratori di muoversi nel mercato del lavoro e noi sappiamo che il mercato del lavoro è uno degli elementi fondanti del nostro essere europei. La libertà di circolazione è libertà di cercare un lavoro. Ebbene, se noi considerassimo il caso della discriminazione solo nell'ipotesi in cui vi sia l'effettiva lesione del diritto del ricorrente, non faremmo buon utilizzo di quella direttiva, che va interpretata, va letta come promozione di condizioni per una partecipazione più attiva al mercato del lavoro. Il caso Ferin non è l'unico che può essere considerato un precedente della vicenda di cui ci occupiamo noi oggi. L'altro caso del 2013 è quello dell'Associația Accept, un caso rumeno in cui per la prima volta vediamo l'applicazione della direttiva 78. La vicenda riguarda l'ambiente del calcio e tutti sappiamo, tutte e tutti per comune esperienza, che si tratta di un ambiente in cui l'integrazione è davvero difficile, in cui il razzismo e l'omofobia sono ampiamente diffusi, in cui il tasso di intolleranza verso i comportamenti considerati divergenti è molto spiccato. Qui la vicenda qual è? Di nuovo una materialità, una fattualità assai simile al caso nostro, al caso italiano, in cui di nuovo non c'è un soggetto che sia leso come singola persona. E certo è che non può essere richiesta la prova ai lavoratori, cioè ai giocatori della società di calcio, non può essere richiesta la prova di non essere omosessuali o di essere omosessuali, perché questo significherebbe indagare le loro condizioni personali. Allora, qual è la vicenda, il lato interessante della causa Associația? È che questo non è il datore di lavoro. Colui che parla è un dirigente. E allora per la causa, per la vicenda, chiunque possa esprimere validamente il pensiero di un'organizzazione, poco importa se ne è davvero il capo, poco importa se ne è davvero il titolare. Quel che ci importa è che la società di calcio non si è dissociata. E qui noi troviamo
un altro tassello, quello della prova, e cioè nel caso Associazia questa società è responsabile di ciò che accade relativamente a una causa che viene intentata da un'associazione, e abbiamo di nuovo un ottimo aggancio per la vicenda italiana, ed è responsabile perché non si dissocia. Quindi non solo chi pensa male, ma anche chi consente che altri malpensino e maldicano, e avendone la possibilità non se ne dissocia. Sicché non è necessaria la vittima accertata come nel caso Ferin. Il convenuto può dimostrare che la sua politica di assunzioni si basa su fattori estranei a qualsiasi discriminazione. Ma soprattutto non bastano le sanzioni simboliche. Non basta un buffetto sulla guancia e dire non farlo più. Perché il meccanismo delle direttive 43 e 78 funzioni, il legislatore nazionale deve predisporre un apparato sanzionatorio efficace. Che cosa sia la funzione del risarcimento del danno come e il dialogo fra sanzione e risarcimento nel diritto dell'Unione e nelle direttive e nel diritto interno è oggetto degli studi di Francesco, e di nuovo gli passo la palla per continuare. Grazie Anna. Tu mi senti? No. Non ti Vabbè. sentiamo. Gregor, mi sentite voi? Ti sento molto bene, Francesco. Non ti Benissimo, sentiamo. perfetto. Adesso... Ok, quello che abbiamo visto finora sono tutti i passaggi che costituiscono i presupposti delle decisioni dei giudici di merito italiani. Era importante fare questi passaggi, era importante ricordare i precedenti della Corte di Giustizia, perché i giudici italiani dei gradi di merito, cioè del primo e del secondo grado, Francesco, noi non ti sentiamo, almeno io non ti sento. Credo dovresti uscire e rientrare. Ok, allora sono io. Andate avanti, esco e rientro, grazie. Allora, dicevo che i giudici di merito del primo e del secondo grado conoscono i precedenti della Corte di Giustizia e ne fanno un uso accorto durante i procedimenti nazionali. Per cui ci sono alcune delle affermazioni che abbiamo visto della Corte di Giustizia, del caso Ferin, del caso Accept, che vengono pedissequamente seguiti dai giudici italiani. Per cui rispetto al carattere discriminatorio delle dichiarazioni dell'avvocato non c'è alcun dubbio rispetto alla loro appunto discriminatorietà, e come tali vengono accertati. Io faccio riferimento alla Corte d'Appello di Brescia, cioè alla sentenza di secondo grado, perché la Corte d'Appello di Brescia conferma totalmente la sentenza di primo grado. Io ricordo soprattutto agli studenti che in una delle prime slide che vi ho fatto vedere vi ho indicato tutti i luoghi di pubblicazione di queste sentenze, che quindi possono essere lette integralmente su riviste italiane. Quindi io qui mi limito soltanto a sottolineare gli aspetti più significativi rispetto al percorso che stiamo facendo di avvicinamento alla sentenza della Corte di Cassazione. Per cui nessun dubbio che si riscontri nel caso portato all'attenzione dei giudici italiani l'ambito oggettivo della direttiva 78. L'annuncio di una politica di assunzione discriminatoria è una discriminazione.
Problemi del tutto peculiari invece noi li abbiamo rispetto alla questione della legittimazione ad agire dell'associazione e rispetto al risarcimento del danno. La terza questione aperta, cioè quella della libertà di opinione come scriminante, come dire, è una questione che la Corte d'Appello non affronta in maniera approfondita, diciamo, viene liquidata come questione non rilevante, mentre si sofferma maggiormente sulla questione della legittimazione ad agire dell'associazione. E la Corte d'Appello, dopo aver appunto ricostruito sia la disciplina europea sia quella nazionale, a un certo punto dice che la legittimazione ad agire va riconosciuta in quanto questa associazione è dedita alla tutela dei diritti e degli interessi delle persone omosessuali, e lo dice sulla base dello statuto dell'associazione, sottolineando in particolare una cosa che ci tengo moltissimo a evidenziare, che in base allo statuto l'associazione ha lo scopo di contribuire a sviluppare e diffondere la cultura e il rispetto del diritto delle persone LGBT, sollecitando anche l'attenzione del mondo giudiziario, ma non soltanto rispetto ad un'attivazione di procedimenti a tutela delle persone LGBT, ma proprio diffondendo una cultura del rispetto e dei diritti delle persone omosessuali. Perché sottolinea questo la Corte? Perché una delle tante obiezioni era ma questa associazione non è, bisognerebbe dimostrare che questa associazione sia composta soltanto da persone omosessuali o che ci sia una diretta come dire, interesse rispetto a una candidatura nello studio legale del convenuto. Il problema, dice la Corte d'Appello, non è questo. Il problema è che in questo momento noi stiamo affrontando una questione che Anna prima ha definito discriminazione diffusa, cioè un comportamento che è in grado di alterare la qualità delle relazioni sociali all'interno di un determinato paese, che poi è l'obiettivo ultimo delle direttive antidiscriminatorie. Perché al di là degli ambiti oggettivi di applicazione, l'obiettivo finale del legislatore europeo è proprio quello di cercare di salvaguardare non soltanto l'efficienza del mercato del lavoro, perché le persone che hanno determinate competenze trovino il lavoro che corrisponde a queste loro competenze, in questo modo generando un circolo virtuoso in modo tale che il mercato del lavoro nella sua interezza sia il più efficiente possibile. Ma qui c'è una questione ulteriore che ha a che fare con questo ampio spazio che nel tempo ha conosciuto a livello di Unione Europea una cura verso le politiche sociali. Qui c'è una questione di qualità delle relazioni sociali. E quindi l'associazione in questione, proprio perché ha l'obiettivo di diffondere una cultura e un rispetto dei diritti delle persone LGBT, si iscrive in maniera assolutamente coerente in questo obiettivo ed è quindi giusto poterle riconoscere una legittimazione ad agire. Sottolineo ancora un aspetto. La Corte d'Appello ricorda che tutte le affermazioni che erano state fatte per argomentare la legittimazione ad agire dell'associazione non sono state contestate dal convenuto. E con questo la Corte d'Appello intende richiamare una norma contenuta all'interno del Codice di procedura civile, secondo la quale le allegazioni di una parte, cioè ciò che la parte racconta al giudice nel suo scritto difensivo, laddove non siano oggetto di contestazione, cioè non vengano messe in discussione dalla controparte, queste affermazioni devono essere considerate provate, proprio perché manca la contestazione da parte del convenuto. E dice, questa associazione non solo fa delle cose che non vengono contestate dall'altra parte, ma ha dimostrato una imponente attività di formazione, informazione e sensibilizzazione sul tema dei diritti delle persone e delle coppie omosessuali. Quindi
è completamente in linea con l'obiettivo della normativa europea l'agire sociale prima che giuridico e giudiziario dell'associazione in questione. Per tutte queste ragioni la legittimazione va riconosciuta. Altra questione, quello del risarcimento del danno. Ecco, io su questo mi sono espresso più di una volta nel analizzare criticamente le affermazioni dei giudici di merito. Ricordo che il risarcimento del danno che è stato liquidato è nell'ammontare di 10.000 euro, oltre poi alla condanna alla pubblicazione della decisione dei giudici su un quotidiano a tiratura nazionale, in particolar modo il Corriere della Sera. Ecco, mi sono espresso criticamente rispetto alla quantificazione del danno, che io ritengo essere del tutto modesta, sia sulla base delle capacità economiche del soggetto che è stato convenuto in giudizio, sia rispetto all'impatto che tutta questa vicenda ha avuto poi sull'opinione pubblica italiana. Se il nostro obiettivo è la qualità delle relazioni sociali, ci dobbiamo chiedere quanto nel contesto dato, e quindi parliamo dell'Italia in questo momento, un comportamento del genere possa avere delle ripercussioni negative sulla considerazione sociale di un gruppo socialmente escluso, quali sono le persone LGBT nel nostro ordinamento, nel nostro paese. 10.000 euro simbolicamente rappresentano davvero una somma capace di trasmettere questo messaggio sociale circa la necessità del rispetto e della dignità delle persone LGBT? Ripeto, è una valutazione che andrebbe fatta relativamente a determinate circostanze, quale è appunto la capacità economica del soggetto convenuto, la diffusività delle affermazioni che ha fatto, il peso anche, perché non importa soltanto quello che diciamo, alcune volte le cose che diciamo hanno un peso maggiore o minore sull'opinione pubblica anche in considerazione di chi dice quelle cose. Ecco, alla luce di tutti questi parametri, a mio avviso 10.000 euro non è assolutamente una somma che può rispondere a quei criteri individuati dalle direttive europee antidiscriminatorie che parlano esplicitamente di deterrenza della sanzione risarcitoria, insieme all'efficienza e alla proporzionalità. È veramente una somma deterrente? A mio avviso non lo è. E soprattutto la cosa che mi ha come dire, lasciato perplesso di queste decisioni di merito è proprio la mancanza di un ragionamento esplicativo dell'esercizio del potere equitativo nella determinazione del risarcimento del danno. Sempre a beneficio degli studenti austriaci, ricordo, ma credo che esista una regola simile anche nel vostro ordinamento, che il danno non patrimoniale, non potendo essere quantificato in base a un calcolo matematico, va valutato equitativamente, cioè attraverso un apprezzamento da parte del giudice che tenga conto delle circostanze concrete che hanno dato origine al danno e che tenga conto soprattutto del livello di protezione che il bene che è stato leso dalla condotta illecita ha all'interno dell'ordinamento. Qua di cosa stiamo parlando? Soltanto della assunzione possibile in un posto di lavoro, quindi una perdita, diciamo, di chance economica? È evidente che noi non stiamo parlando di questo, perché l'affermazione io non assumerò mai un avvocato omosessuale nel mio studio legale era motivata col fatto io provo repulsione, non erano queste le parole esatte, ma il senso delle parole erano queste, ho fastidio, provo fastidio nei confronti delle persone omosessuali. Quindi è evidente che l'argomentazione, la motivazione della non volontà di assumere si basava sul disconoscimento della dignità delle persone omosessuali. Quindi stiamo parlando di un bene, di un interesse che è centrale, vorrei dire, è all'apice
della attenzione della nostra Carta Costituzionale, oltre a essere all'apice dell'ordinamento dell'Unione Europea, giacché il primo articolo della Carta di Nizza è proprio dedicato alla tutela della dignità della persona. Per cui, a fronte di tutte queste considerazioni, mi sarei aspettato intanto una quantificazione maggiore da parte dei giudici di merito del risarcimento del danno, ma quantomeno una spiegazione, una motivazione più dettagliata del perché si era giunto a determinare una somma di questa portata e non una somma maggiore. Io ricordo semplicemente, per dare anche, come dire, dei termini di paragone, due casi. Uno della Corte d'Appello di Parigi. Lì si trattava di una discriminazione sempre fondata sull'orientamento sessuale di un dirigente di una grande banca che aveva ricevuto delle mail in cui si facevano delle allusioni in maniera non rispettosa della persona riguardanti la sua omosessualità. Si trattava di 2 mail, ok? Quindi stiamo parlando di un attentato alla dignità della persona, molto costretto, una trasmissione radiofonica a livello nazionale, e stiamo parlando di 2 mail dal contenuto discutibile. Qui invece abbiamo l'affermazione da parte di un personaggio pubblico. Vi ho ricordato che si tratta di un ex parlamentare che parla in una trasmissione radiofonica nazionale e che viene ascoltato da tutti. Peraltro poi questa registrazione ha molto circolato anche in internet, quindi andava molto al di là del tempo della trasmissione, la diffusività di questo messaggio. Ecco, il caso francese, la Corte d'Appello di Parigi ha liquidato il danno in circa 250.000 euro. E mi pare, ripeto, un caso che per le modalità di attuazione della discriminazione è molto meno impattante sulle relazioni sociali della persona omosessuale coinvolta. Altro caso italiano questa volta, una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale da parte di una pubblica amministrazione che aveva emanato un provvedimento illegittimo nei confronti di una persona omosessuale. In particolare si trattava della sospensione della patente di questo ragazzo che si era dichiarato omosessuale al momento in cui si svolgeva la visita per stabilire se poteva fare il servizio di leva, cioè il servizio militare, oppure no. Il risarcimento del danno in questo caso è stato quantificato in 100.000 euro, poi è stato ridotto in sede di appello e, arrivato in Cassazione, questa riduzione che l'aveva ridotto mi pare intorno ai 30.000 euro, la Corte di Cassazione rinvia di nuovo alla Corte d'Appello dicendo: questa somma di 30.000 euro non è sufficiente, non è proporzionale all'attentato alla dignità della persona che è stato arrecato in questo caso. E quindi chiede alla Corte d'Appello di rideterminare in aumento il risarcimento del danno. Quindi Corte d'Appello di Parigi 250.000 euro, Corte di Cassazione in un caso di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, anche se in diverso contesto, cioè ci troviamo di fronte alle attività della pubblica amministrazione, una somma che è superiore a 30.000 euro e che nel massimo è stata determinata in 100.000 euro, quindi tra 30.000 e 100.000 euro. Quindi parliamo di somme molto più alte rispetto al caso di specie che, ripeto, per la sua modalità di realizzazione dell'illecito e soprattutto per l'impatto che ha avuto sull'opinione pubblica nazionale, ecco, ritengo che non veda in questa somma di 10.000 euro una somma proporzionale. Che succede a questo punto? Succede che si arriva finalmente in Cassazione, ma si arriva in Cassazione non per la decisione finale, che è quella prima volta di cui noi abbiamo parlato fin dall'inizio di questo nostro incontro, ma come dire, c'è un passaggio processuale importante, perché arrivati in Cassazione, la Cassazione, così come può fare qualsiasi giudice nazionale, rinvia gli atti del processo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con quel rinvio
pregiudiziale previsto dalle norme sul funzionamento dell'Unione Europea, con un'ordinanza che è appunto la 19.443 del 2018, perché ovviamente sulla base anche delle difese del convenuto ci si chiede e chiede la Corte di Cassazione alla Corte di Giustizia di chiarire due aspetti, cioè quali sono i criteri per determinare la legittimazione ad agire dell'associazione e se, di nuovo ritorna la questione, la manifestazione della libertà di pensiero sia anche realizzabile attraverso un annuncio di una politica di assunzione discriminatoria. E sottolinea un aspetto la Corte di Cassazione che nei gradi precedenti di giudizio non era stato come dire, mai focalizzato. Cioè al di là della discriminatorietà dell'annuncio di una politica di assunzione discriminatoria, il fatto che in quel momento in cui l'annuncio è stato fatto non fosse in atto un reclutamento del personale è importante per considerare ricorrente l'ambito applicativo della direttiva, che abbiamo provato dire, tutto sommato ci risolve questo problema. Lì effettivamente la politica di assunzione era funzionale in concreto al reclutamento di personale. Per cui la Corte di Giustizia, in questo facendo un lavoro di distinguishing apprezzabile, dice ma questo caso che io sto dicendo non è effettivamente del tutto coincidente al precedente della Corte di Giustizia sul caso Ferin, perché in questo caso la procedura di reclutamento del personale non è in atto. Quindi posso io applicare il principio espresso nel caso Ferin anche al mio caso? Prima di vedere che cosa ci dirà la Corte di Giustizia, voglio sottolineare un altro profilo, perché la questione della legittimazione ad agire dell'associazione del giudizio trova in questa ordinanza della Corte di Cassazione come dire, un ulteriore approfondimento, perché si mette in evidenza anche sulla base di considerazioni difensive che aveva fatto il convenuto, si mette in rilievo la necessità che l'associazione di cui stiamo parlando, la necessità di evidenziare se abbia o meno uno scopo di lucro. E qua perché fa queste considerazioni la Corte di Cassazione? Perché richiama una raccomandazione della Commissione europea che riguarda i principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria. Sostanzialmente, dice la Corte di Cassazione, se questa che io sto prendendo in considerazione è una azione fatta da un ente rappresentativo di interessi collettivi, io mi devo chiedere se debba far riferimento alla raccomandazione della Commissione europea che richiede una mancanza dello scopo di lucro da parte dei soggetti delle associazioni che possono presentare ai tribunali queste azioni rappresentative. Ora, al di là del fatto che una raccomandazione della Commissione non ha nessuna vincolatività, a me quello che ha colpito nella lettura di questa rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione è il fatto che abbia confuso in qualche modo l'azione rappresentativa degli interessi collettivi a tutela dei consumatori con l'azione giudiziaria che è stata posta in essere dalla associazione protagonista della vicenda. Mi sono chiesto il perché di questo che apparentemente sembra un equivoco e secondo me la ragione va trovata nel fatto che qui l'azione è un'azione rappresentativa di interessi diffusi e non si tratta di una discriminazione in senso e quindi di un'azione giudiziaria che riguardi interessi di una collettività determinata
come è il caso delle azioni a tutela dei consumatori. L'ho detto e lo voglio ribadire, l'obiettivo ultimo delle direttive non è solo ed esclusivamente tutelare gli interessi di un gruppo socialmente escluso come possono essere le persone omosessuali. L'obiettivo ultimo è tutelare la qualità delle relazioni sociali. L'obiettivo ultimo, se lo vogliamo vedere anche dal punto di vista economico, è tutelare l'efficienza del mercato. In questo senso noi possiamo parlare di un interesse diffuso, cioè di un interesse che non è nella titolarità di un o più di un soggetto determinato, ma che è in capo all'intera collettività. Quindi ci troviamo proprio in due campi del tutto diversi, non ci troviamo in quello delle azioni rappresentative degli interessi simili a quelli delle azioni che vengono operate a tutela degli interessi dei consumatori, ma ci troviamo di fronte a quella che possiamo associare alla cosiddetta actio popularis, cioè una azione fatta a tutela di interessi diffusi. E siccome gli interessi diffusi, per loro definizione, non hanno un titolare, noi abbiamo bisogno, per tutelare questi interessi, che si costruisca una legittimazione ad agire su alcuni soggetti all'interno dell'ordinamento che si fanno portatori di questo interesse. Non ne sono a loro volta titolari, semplicemente sono uno strumento per l'attivazione della macchina giudiziaria. E questo noi lo possiamo vedere in tanti altri settori, perché abbiamo visto anche altri ordinamenti prevedono la legittimazione ad agire di chi? Di autorità amministrative indipendenti, cioè di enti che vengono istituiti per legge al fine, tra le altre cose, di attivare la tutela giudiziaria. Nel nostro ordinamento, l'ha ricordato prima Anna Zilli, non esiste questa autorità amministrativa indipendente, l'ufficio nazionale che abbiamo contro le discriminazioni razziali, ma che si occupa anche di altri tipi di discriminazioni, è per l'appunto un ufficio, cioè una struttura organizzata alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non ha una sua autonomia dal punto di vista né giuridico né economico né tantomeno una sua autonomia dal punto di vista della legittimazione ad agire. Non ha il potere, in altri termini, di rivolgersi ai magistrati. In mancanza quindi di un ente che la legge istituisca come legittimata all'azione, chi dovrebbe, in un ordinamento giuridico che non ha questo meccanismo, sollecitare la magistratura per attivare i mezzi di tutela degli interessi diffusi? Qui ci troviamo di fronte a un'alternativa secca. Se rispondiamo sono interessi diffusi, non c'è nessun titolare, allora non c'è nessuno che attivi la macchina della giustizia, noi ci troveremo di fronte a un'ipotesi che la Corte di Giustizia ritiene integrare una discriminazione diretta ai sensi della normativa europea e che però non avrebbe nessun soggetto capace di attivare i giudici per l'applicazione delle sanzioni contro un comportamento che integra una discriminazione. Quindi questa è una via ed è una via impercorribile. È una via impercorribile perché in questo modo ci metteremo nelle condizioni di non dare piena attuazione alle norme europee. In mancanza di un soggetto pubblico e non potendo percorrere questa strada che dice nessuno può chiedere tutela ai giudici, l'altra alternativa è individuare dei soggetti privati che abbiano alcune caratteristiche, tra cui quella di contenere nel loro statuto la cura di questi interessi collettivi. Ecco, cosa dice velocemente la Corte di Giustizia rispetto a questi due quesiti della Corte di Cassazione? Intanto inverte l'ordine delle questioni, per cui risponde prima alla sollecitazione se in questo caso si possa riscontrare la ricorrenza dell'ambito oggettivo di applicazione della direttiva e dice che queste dichiarazioni pubbliche, anche se vengono da una persona che è anche solo percepita come responsabile della politica di assunzione, rientra nel campo di applicazione della direttiva
e da questo punto di vista non dice nulla, diciamo, di molto diverso rispetto a quello che aveva già detto nel caso Accept. Si sofferma però in un passaggio rispetto alla questione della libertà di pensiero, dicendo che in questo caso non c'è nessuna violazione della libertà di pensiero, perché richiamando anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, ricorda che i legislatori nazionali possono introdurre norme addirittura di carattere penale per sanzionare condotte come quella che era oggetto del procedimento, purché ci sia una previsione espressa da parte di una norma di legge e purché la sanzione sia proporzionale rispetto alla condotta. Questi sono gli insegnamenti che ci provengono dalla Corte europea dei diritti umani. E la Corte di giustizia dice, beh, in questo caso la previsione normativa c'è, perché nella sua ordinanza di rinvio da parte della Corte di Cassazione si dubitava che in questo caso fosse rispettato un principio, che è un principio contenuto anche nella nostra Carta Costituzionale, e cioè che ci fosse una espressa previsione legale di un comportamento violativo di interessi della persona, poi da sanzionare anche attraverso il risarcimento del danno. E la Corte di Giustizia dice: ma questa norma c'è, e questa norma è la stessa direttiva, per cui è rispettato in questo senso il principio di tipicità della fattispecie. Seconda questione: spetta al giudice italiano determinare se ci sono, nel caso di specie, tutti i presupposti per riconoscere la legittimazione ad agire dell'associazione. E qua vedremo poi che cosa risponderà la Corte di Cassazione fra un momento, ma è importante ricordare che, e questo non riguarda soltanto il caso che stiamo affrontando, ma è un principio generale dell'armonizzazione del diritto europeo, e cioè che le direttive individuano un livello basilare di tutela e di norme che gli stati devono introdurre nel loro ordinamento, ma che per il raggiungimento dello scopo della direttiva allo Stato è sempre consentito di ampliare la portata delle regole della direttiva, purché, ripeto, rispetti, diciamo, il livello base di tutela che le direttive stesse hanno previsto. Per cui non solo per il considerando della direttiva che ci ricordava prima Anna Zilli, ma anche in funzione di questo principio di possibile allargamento della tutela che viene considerata all'interno delle direttive, possibile allargamento che è discrezionalità degli Stati membri realizzare, ecco, la Corte di Giustizia ricorda che laddove nell'ordinamento italiano ci sia questo ampliamento della legittimazione ad agire, che nulla osta da questo punto di vista da parte dell'ordinamento nazionale. Ecco, passo nuovamente la parola ad Anna. E allora ci troviamo di fronte alla sentenza. Finalmente, da poco, possiamo dire come è andata a finire. Innanzitutto iniziamo dai profili di legittimazione, che sono quelli che la Corte di Giustizia ha ritenuto di trattare, ma nei contorni delineati da Francesco Bilotta poco fa. Quando non si è identificata, la persona lesa, può agire in giudizio un'associazione rappresentativa dell'interesse. Qui non si tratta di andare a cercare chi sono e come si è costituita l'associazione e quale sia il percorso di quello statuto. Quel che si va a cercare è che quell'associazione rappresenti l'interesse, e questa rappresentatività, questa possibilità di rappresentare l'interesse è data da come l'associazione si è atteggiata relativamente a ciò che ha fatto, e certamente quell'associazione che ha promosso studi, ricerche e ha supportato un percorso di diffusione della tematica nel paese è certamente un'associazione rappresentativa dell'interesse. Quindi, paradossalmente, a noi non importa chi sono gli associati, ci interessa ciò che l'associazione
ovviamente si propone di fare e fa. Quindi quell'associazione rappresentativa dell'interesse può agire in giudizio per far rispettare la direttiva. Rientra in quei soggetti che possono agire e, in quanto portatrice dell'interesse, può ottenere il risarcimento del danno. Poco importa allora chi è e in quali contorni questa affermazione lesiva della dignità delle persone venga svolta, perché c'è un soggetto privato che può ricorrere, ma lo status dell'autore delle dichiarazioni, il potenziale datore lavoro o il titolare dello studio dove la persona omosessuale avrebbe mai a questo punto, secondo il potenziale datore, potuto rivolgersi, ebbene, quello status rende applicabile la direttiva. Non serve che ci sia la ricerca in concreto di un soggetto, che era il caso Ferin, non serve che si vada a dire in questa ricerca di lavoro qualcuno è stato leso, le affermazioni in ragione dello status e del contesto nel quale sono state espresse sono sufficienti a dire che si applica la direttiva. Ed è esattamente quel contesto promozionale di cui abbiamo parlato in tutto questo seminario. Quindi non è violato l'articolo 21 della Costituzione perché altri articoli ne costituiscono il bilanciamento. L'articolo 2 sulla dignità, l'articolo 3 sull'uguaglianza, l'articolo 4 sul diritto al lavoro, l'articolo 35 sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme. In questo contesto il bilanciamento fra la libertà di pensiero e di parola e il complesso normativo della Costituzione italiana relativo al lavoro consentono di non considerare la libertà di espressione come un diritto assoluto, sciolto da ogni vincolo. Non potremmo dire tutto e pensare tutto, ovvero nel nostro foro interiore crediamo pure quel che ci pare, ma i nostri comportamenti e le nostre affermazioni dovranno essere rispettose della Carta Costituzionale. L'articolo 21, libertà di pensiero e parola, non è un ombrello che tiene sotto tutto. Ripara dall'ingerenza dello Stato, garantisce la libertà di pensiero e parola finché non vengono in gioco altri diritti, il primo dei quali è la dignità della persona e nel nostro caso della persona che lavora o che vorrebbe lavorare. La direttiva è dunque una limitazione proporzionata della libertà di pensiero e parola. Rimane il dato relativo alla quantificazione del danno, su cui però la Cassazione ritiene non poter intervenire. Quel rinvio di nuovo alle considerazioni che abbiamo fatto, che stiamo per fare relativamente alle modalità di quantificazione, ma quantomeno i parametri devono essere condivisi. La risonanza mediatica, lo status di chi ha parlato, l'atteggiamento del dichiarante, la propagazione delle dichiarazioni e ancora oggi la loro diffusività sono elementi da tenere in considerazione. Rimane però un grosso punto di domanda su quali siano i parametri a cui far riferimento, perché come correttamente esposto sin qui, la questione di un giudizio equitativo, cioè di un giudizio in cui è il giudice a dire qual è e quant'è il risarcimento giusto, mancando una disciplina specifica, il giudizio equitativo deve avere dei parametri. E se ci pensiamo, tutto il diritto del lavoro ruota attorno a queste questioni, quanto quel risarcimento sia un danno punitivo, quanto quel risarcimento sia un deterrente rispetto alla reiterazione di condotte simili. E allora andiamo a svolgere delle considerazioni
relativamente a quanto ci siamo detti sino ad ora. Ritorniamo sulla mancanza di un'autorità amministrativa indipendente. Il nostro soggetto nazionale non è un'autorità amministrativa indipendente perché è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi è davvero a strettissimo contatto con la politica e con le decisioni dove esse vengono prese. Non è autonomo né finanziariamente né in quanto a governance, e questa mancanza di autonomia non consente di riconoscere al nostro organismo nazionale la qualità di autorità amministrativa indipendente. Quando manca dunque la vittima, sempre si dovrà andare a cercare se il soggetto, l'associazione o l'altro soggetto che andrà l'organizzazione a rappresentarla sia quel soggetto legittimato come abbiamo sin qui visto. Passo la parola a Francesco per delle considerazioni ampie su quanto ci siamo detti sin qui. Sì, a me sembra che alcune delle questioni giuridiche che sono state poste dalla vicenda decisa da ultimo dalla Corte di Cassazione sollecitino riflessioni che vanno oltre ovviamente il caso analizzato. Una di queste è appunto la previsione di un'autorità amministrativa indipendente, ma poi anche, secondo me, la considerazione, la concezione meglio, che noi abbiamo di discriminazione. Perché l'approccio che noi abbiamo, che ci è suggerito dalle direttive, ma che in qualche modo è contraddetto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'approccio che noi abbiamo fin qui seguito è quello di un approccio individuale, cioè considerare la discriminazione come quel trattamento che il singolo o un insieme, un gruppo di individui subisce da parte di una certa persona in forza di alcune loro caratteristiche o condizioni personali. Noi dovremmo anche pensare che, e così concentrandoci sull'obiettivo ultimo delle direttive, cioè la qualità delle relazioni sociali, che intanto quei comportamenti si producono in quanto c'è un contesto che in qualche modo li legittima socialmente. Per questo dovremmo cominciare a pensare alla discriminazione come un fenomeno sistemico, cioè un fenomeno che si origina grazie alle relazioni costanti tra vari attori sociali, che non sono soltanto chi in concreto agisce la discriminazione, ma tutti coloro che nel contesto in cui chi agisce opera supportano anche solo culturalmente quel comportamento. Se è così e quindi ci concentriamo sugli aspetti più sociali, più culturali della discriminazione, è evidente che qui ci troviamo di fronte a interessi di carattere diffuso e anche a voler utilizzare l'espressione discriminazione collettiva. In questo caso discriminazione collettiva non coincide con interesse collettivo. È una espressione che è tipica del nostro ordinamento giuridico, io non so se ne esista una analoga nell'ordinamento austriaco, ma noi distinguiamo molto chiaramente quegli interessi che riguardano l'intera collettività e che chiamiamo interessi di carattere diffuso, per esempio l'interesse alla salubrità dell'ambiente è l'esempio, diciamo, che più ricorrente da questo punto di vista per indicare un interesse diffuso, da interessi che invece riguardano una porzione che è più o meno facilmente determinabile all'interno della società e che chiamiamo interessi collettivi, come è il caso, per esempio, dei diritti dei consumatori. È ovvio, perché l'ho già detto, che distinguendo tra interesse diffuso e interesse collettivo, come dire, va da sé che anche la questione di chi è il soggetto che può agire in giudizio per tutelare questo interesse cambia completamente. Rispetto al diritto dell'ambiente, noi ci siamo posti già da tanto tempo la questione, l'abbiamo risolta individuando alcuni enti, diciamo, istituzionali come
aventi il potere di agire per il risarcimento del danno ambientale. Ecco, rispetto invece alla questione delle discriminazioni, questo ancora non accade. Abbiamo già detto della funzione deterrente del risarcimento del danno non patrimoniale. È una questione nuova per il nostro ordinamento giuridico, l'abbiamo affrontata, si ricordava poco fa l'espressione danni punitivi, che però diciamo evocano secondo me un problema un po' diverso rispetto a quello della funzione deterrente del risarcimento del danno, perché nel caso di danno punitivo come dire, io non mi pongo la questione della esistenza di un danno in concreto. Nel caso del danno punitivo c'è una somma non proporzionale alla alterazione della sfera giuridica della vittima del comportamento che proprio serva come monito e come punizione in senso proprio di chi ha agito una determinata condotta. Nel nostro caso funzione deterrente, e questo lo ricorda più volte la Corte di Giustizia in altri suoi precedenti, significa accentuare sulla base di un risarcimento del danno che tiene conto dell'alterazione che in concreto si è realizzata dell'interesse di cui si chiede tutela in giudizio, di tenere conto appunto della funzione deterrente nella fase di quantificazione del danno, che sia proporzionato, ma che sia anche un messaggio sociale che dica non solo alla persona che ha compiuto quel determinato trattamento discriminatorio, ma a tutti i soggetti dell'ordinamento che certi comportamenti non sono ammissibili, che sono antigiuridici. Quindi una deterrenza che riguardi l'individuo, ma che riguardi anche l'intera collettività. Ancora, abbiamo finalmente capito nel nostro ordinamento, quantomeno ce l'ha detto esplicitamente la Corte di Cassazione, che il problema della libertà di pensiero non è un problema che noi ci dobbiamo porre in questi casi. L'esercizio della libertà di pensiero non è una scriminante e quindi c'è da prendere in considerazione altri diritti e principi fondamentali della Costituzione, la tutela della dignità, della uguaglianza, che debbano essere bilanciati con l'esercizio della libertà di espressione. Eppure, ancora in questo momento in Italia ci stiamo ponendo la questione rispetto a un tema connesso a quello che trattiamo oggi, ma autonomo per certi versi, perché riguarda la eventuale tutela penale di espressioni e di discriminazioni che attengano all'orientamento sessuale o all'identità di genere. E ancora una volta nel dibattito parlamentare che è in corso è tornata la preoccupazione del rispetto della libertà di pensiero. È vero, l'ambito penale è diverso dall'ambito civile, e però io ricordo a me stesso che moltissimi paesi europei in questo momento prevedono norme di rilevanza penale per condotte esattamente coincidenti a quella di cui abbiamo parlato oggi in questa mattinata. Ecco, ancora qualche considerazione da parte di Anna? Perché poi un'altra questione da considerare c'è. E dico la verità, sono stata sollecitata a intervenire su questo da parte di in un dibattito sul convegno, sul seminario di oggi che si è svolto su LinkedIn. Ebbene, la sollecitazione è anche sulla funzione sociale dell'avvocato, e cioè, tanto c'è una associazione che difende questi diritti, tanto dall'altra parte però c'è un avvocato che viene condannato. Ovviamente parliamo della condanna in sede civile, non parliamo del reato di opinione, ma c'è un avvocato che viene condannato per una violazione di quei doveri di probità che il nostro ordinamento prevede in capo agli avvocati. E lo dico con altre parole. Il codice deontologico, cioè relativo al comportamento giusto, corretto degli avvocati, che è un codice deontologico pubblicato e che tutti gli avvocati si impegnano a rispettare,
impone che sempre nella vita privata e nella vita professionale l'avvocato e l'avvocata conformino il proprio comportamento a dei doveri di probità, cioè di correttezza, cioè di buon comportamento. Qui non si sta discutendo di come approntare una difesa, qui si sta discutendo della persona dell'avvocato e della sua funzione sociale, ripeto, che è una funzione sociale importante. E allora ci si deve anche chiedere se davvero, posto che tutto non si può dire perché c'è quel bilanciamento di cui abbiamo parlato prima, ci si deve anche chiedere se davvero un ordine degli avvocati può far finta di nulla, far finta che nulla sia accaduto. E secondo me questo è un tema interessante, un tema rilevante, non per spaventare nessuno, ma la funzione deterrente si fa anche così. Si fa anche all'interno degli ordini professionali, si è fatta anche all'interno dei collegi professionali, si è fatta con i codici etici, per cui l'idea che ci si debba comportare bene nel contesto lavorativo non è mai un'idea diffusa. E, noto che la parola diffusa torna sempre in questo nostro incontro di oggi. L'unica cosa che non è diffusa numericamente sono le decisioni della Cassazione, decisioni dei giudici italiani. E noi non abbiamo dei altri precedenti in termini. Allora, se c'è solo una decisione in questi 20 anni di vigenza della norma, qualche domanda come giuristi nazionali ce la dobbiamo fare. Qui faccio le mie considerazioni e poi rinvio di nuovo a Francesco per le sue conclusioni e le conclusioni a questo seminario. Noi diamo a lavoratrici e lavoratori una responsabilità più forte di loro, più grande di loro, che è quella di cambiare la società partendo dal loro singolo caso, dalla loro singola lesione di interessi, quando sono ancora più deboli, quando cercano un lavoro e quando sono più deboli fra i deboli, cioè vengono da una condizione non di privilegio, ma di emarginazione, quando sono minoranza. Possiamo davvero pensare che il diritto antidiscriminatorio imponga a dei singoli di agire per la tutela dei propri diritti? Questo dimostra una scarsa percezione della realtà, soprattutto se noi teniamo conto che il diritto antidiscriminatorio si agevola un po' gli oneri probatori, ma molto bisogna produrre sempre davanti al giudice. Per cui l'agevolazione esiste, ma non significa che si possa andare dal giudice a portare un argomento sfornito di prova. E allora io mi dico che il motivo di quella singola decisione è che mancando quell'autorità e mancando una tradizione giuridica della difesa collettiva e della tutela collettiva, davvero i lavoratori, le lavoratrici e le persone in generale sono sole quando la questione da discutere riguarda le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nel lavoro, ma anche le discriminazioni nell'accesso alle prestazioni sociali di cui abbiamo parlato all'inizio di questo incontro. Allora io da parte mia vi ringrazio e rinvio a Francesco per le conclusioni. Sì, ho pochissime cose da aggiungere se non sottolineare una cosa che diceva il professor Schur all'inizio, e cioè che noi giuristi abbiamo la definita un'arma efficiente a disposizione per combattere le discriminazioni. È vero per tanti versi quello che dice il professor Schur, però dobbiamo essere consapevoli intanto che certi fenomeni esistono e dobbiamo essere consapevoli che abbiamo degli strumenti per combatterli, il che significa non solo studiare molto bene le norme vigenti nei nostri paesi, ma significa prima di tutto rendersi consapevoli del contesto in cui quelle norme sono inserite, di quali sono i problemi che effettivamente le persone devono affrontare e soprattutto essere consapevoli del fatto che quella
esistenza di un'unica decisione in 20 anni è anche frutto, almeno posso parlare dell'Italia conoscendo questa realtà, del silenziamento sociale delle persone omosessuali. Se per tutta la vita, da quando si è bambini, hanno continuato ad insegnarti che non sei giusto, che qualcosa in te non va, che è meglio far finta che certe cose non le provi, che certe cose non esistono. Ecco, una persona arrivata all'età adulta, come potrà avere poi la spinta e il coraggio di rivolgere una domanda di giustizia al giudice? Ecco, questo, come giuristi di questo, noi dobbiamo essere pienamente consapevoli, perché soprattutto come avvocate e avvocati, noi ci mettiamo dalla parte delle persone, ci mettiamo vicino alle persone, non sostituiamo le persone. Per cui c'è bisogno in alcuni casi, come in questi, di fare un percorso insieme alle persone che è un percorso di consapevolezza. Ripeto, ancora prima delle norme giuridiche, di quell'arma efficiente di cui parlava il professor Schur, della propria dignità di persona, che non ha a che fare con la cittadinanza, perché chiunque si trova sul territorio del nostro paese, così come in Austria, in quanto 2 paesi firmatari della Convenzione europea dei diritti umani, in quanto persona ha dei diritti fondamentali da far valere e di cui chiedere la tutela. Ecco, quindi io spero che questo percorso che oggi i nostri studenti fanno all'interno delle aule universitarie, perché quando io ero all'università, ormai un ventennio oltre fa, non si parlava certamente di orientamento sessuale, non si parlava di identità di genere, non si parlava di bisessualità, intersex, non si parlava di tutto questo, tantomeno esistevano delle norme come quelle attualmente in vigore come quelle delle direttive antidiscriminatorie, però già quella volta ci parlavano del principio di uguaglianza e dell'importanza che ha non soltanto rispetto alla Costituzione italiana, ma rispetto a proprio la cultura di tutto il continente europeo. Ecco, forse a partire da questa consapevolezza e dal rispetto di questo principio che possiamo partire da questa sentenza sperando che ci siano molte altre manifestazioni di tutela dei diritti e della dignità delle persone LGBT. Io vi ringrazio e ovviamente siamo a disposizione per eventuali domande. Grazie. Grazie a voi per questa splendida presentazione, è stato davvero un piacere avere per me almeno per la prima volta una visione così completa, esaustiva e approfondita di questa materia, di questi diritti. Posso dire per me che ho imparato tantissimo e credo che questo sia condiviso da tutti coloro che hanno partecipato, quindi vi siamo infinitamente grati per queste vostre lezioni magistrali in tema di diritto antidiscriminatorio. Certamente c'è tanto da discutere al riguardo e avete fatto anche delle proposte alla fine, ma non vorrei togliere tempo agli studenti, ai partecipanti che forse hanno delle domande che vogliono fare. È questo il momento che si possono fare le domande, quindi eventualmente anche attraverso la chat o attraverso l'attivazione del microfono. I nostri 2 relatori sono a vostra disposizione e siamo ovviamente molto contenti e saremmo felicissimi se questo nostro odierno evento possa anche chiudersi con una discussione su alcuni aspetti. Forse inizio io con una domanda, perché abbiamo visto che è un'associazione, quella legittimata attivamente nel processo che è stato presentato. La domanda: se queste associazioni sono più eventualmente, in quanto si tratta di un'associazione privata, come si risolve un possibile conflitto trattandosi se saranno più
soprattutto di associazioni di orientamento anche politico diverso, cosa che potrebbe succedere, mi chiedo come sia risolto questo problema. Il problema ovviamente sorge solo in assenza di un'autorità davvero indipendente e neutra. E poi l'altra domanda che si ricollega a questa è: perché un'associazione in particolare avrà poi il beneficio di questa somma risarcitoria che invece dovrebbe essere, e certamente l'associazione farà di tutto per investirla in opere, in attività che abbiano per scopo la promozione degli interessi protetti, ma perché sarà od è per forza solo questa associazione? Sono problemi che sono ricollegati evidentemente all'assenza di un'autorità neutra, pubblica. Certo. Allora, sulla questione dell'esistenza di una pluralità di associazioni, noi abbiamo avuto già più di un caso che si è proposto, anche se diciamo in un ambito diverso da quello che abbiamo analizzato oggi. Per esempio, di recente il Tribunale di Bologna, a proposito di comportamento ritenuto discriminatorio da parte del datore di lavoro nei confronti dei riders, cioè di questi lavoratori che con le biciclette portano vari beni di consumo in giro, che è stato insomma molto necessario in questo periodo di pandemia. Ecco, è stato sollecitato il giudice da più associazioni contemporaneamente, e il giudice ha valutato associazione per associazione se come dire, ci fossero, grazie agli statuti di queste associazioni, tutti i presupposti per riconoscere la legittimazione attiva. L'ha riconosciuta, e quando ha condannato il datore di lavoro al pagamento di una somma di 50.000 euro, ha ripartito proporzionalmente tra queste associazioni la somma che è stata riconosciuta. Secondo me, come dire, anche su questo potremmo fare degli ulteriori passi in avanti, nel senso che dal punto di vista della legittimazione, me ne sono occupato recentemente a proposito del risarcimento del danno a favore delle associazioni ambientaliste. L'associazione, quando si costituisce in giudizio, tra le cose che dovrebbe far presente al giudice è anche l'attività che ha posto in essere rispetto alla fattispecie concreta che viene portata all'attenzione del giudice. Per cui che ruolo ha avuto, quindi non soltanto nominalmente, in quanto nel suo statuto c'è la previsione della tutela di quell'interesse, ma che ruolo ha avuto concretamente in quella specifica vicenda, e per quale ragione è stata coinvolta e che cosa ha fatto per contrastare l'illecito che in quella sede si discute. Per cui, ipotizzando che ci siano più associazioni che nel loro statuto hanno la cura di quell'interesse, che quindi astrattamente sono tutte legittimate, se noi introducessimo anche questo ulteriore filtro di selezione, e cioè al di là della tua astratta competenza, in concreto che cosa hai fatto rispetto alla vicenda, questo potrebbe essere un meccanismo di selezione ulteriore rispetto alla legittimazione ad agire, perché evidentemente non ci troviamo nella situazione in cui non abbiamo nessun soggetto che agisce. Qui ci troviamo nella situazione opposta, in cui abbiamo più soggetti che devono agire, per cui il pericolo che paventa la Corte di Giustizia, e cioè che nessuno attivi la tutela giurisdizionale, in questo caso non si pone. Per cui avere un ulteriore criterio di selezione della legittimazione ad agire non ci pone di fronte all'impossibilità di tutelare l'interesse diffuso. Quindi ci aiuta a selezionare il soggetto legittimato ad agire, ma se eventualmente fossero più di uno, perché più soggetti hanno concretamente agito per contrastare l'illecito, in questo criterio ulteriore noi potremmo avere anche un meccanismo di ripartizione del risarcimento del danno, nel senso che, data la somma totale, a seconda di quanto è stata rilevante l'attività in concreta svolta dall'associazione, non faccio una divisione
per quote, diciamo così, ma riconosco una percentuale maggiore o minore a ciascuna associazione che agisce in giudizio in considerazione di che cosa ha fatto e di quanto è stata coinvolta nel contrasto dell'illecito che è oggetto del caso. Altra questione, perché deve essere beneficiaria l'associazione del risarcimento del danno? Questa è l'obiezione che mi sono sempre sentito fare tutte le volte che insisto sull'aspetto anche deterrente del risarcimento del danno, no? Cioè perché a quel soggetto tutti dicono ma ci vorrebbe una norma che concedesse quella somma alle casse dello Stato. E io gli rispondo, ma se ci fosse questa norma io sarei felicissimo, così come sarei felicissimo se ci fosse una norma che dice che c'è un'autorità amministrativa indipendente, ma siccome noi dobbiamo decidere il caso oggi con le regole che abbiamo oggi, in base alle regole che abbiamo oggi non c'è l'autorità amministrativa indipendente e noi abbiamo un soggetto che agisce in giudizio, applichiamo le regole di diritto comune e quindi quando io agisco in giudizio e chiedo il risarcimento, se mi viene concesso lo intasco io. Ora, il punto qual è? E ancora una volta, secondo me, ha a che fare col meccanismo di selezione dei soggetti che possono agire in giudizio. Se io ho di fronte a me un'associazione che mi dia delle concrete garanzie di essere una organizzazione che tutela l'interesse diffuso, e addirittura, per come ho detto prima, mi dice anche che in concreto ha fatto delle cose per contrastare l'illecito, io ho non dico certezza, ma l'alta probabilità che le somme che gli concederò a titolo di risarcimento non saranno messe in un conto corrente bancario, ma saranno concretamente utilizzate per prevenire ulteriori comportamenti illeciti come quello che viene sanzionato. Ecco, per cui questo beneficio, diciamo, alla collettività è un beneficio indiretto che ha a che fare anche con la valorizzazione nel contesto sociale dell'attività delle ONG. Su questo abbiamo un'esperienza dal diritto del lavoro che può essere utilmente ricordata, e cioè il ruolo del sindacato nella tutela di posizioni giuridiche che non sono solo quelle che riguardano il singolo lavoratore, e cioè noi parliamo anche di condotte plurioffensive, eventi in cui ci sia un'attività, ad esempio il licenziamento del sindacalista, del rappresentante sindacale aziendale. Questo atto non lede solo il lavoratore che perde il posto, questo atto colpisce il sindacato. E noi riconosciamo nel nostro ordinamento, ma questo è molto comune a molti ordinamenti, riconosciamo la possibilità per quel soggetto di agire per la difesa di un proprio interesse, e addirittura anche quando quel sindacalista non è iscritto a quel sindacato. Non solo quando il sindacalista è sindacalista del sindacato che ricorre, può ricorrere anche un altro sindacato, perché magari è rappresentato in quella unità produttiva, in quell'azienda, in quel contesto, e porta la tutela di un interesse più ampio. E anche qui abbiamo già dell'esperienza sul riparto dei risarcimenti che segue esattamente i criteri esposti ora dal collega, e cioè chi più fa più ottiene, con l'idea che si tratta comunque di soggetti selezionati. Mi chiedo, Francesco, rispetto al criterio di esclusione di determinate associazioni che non abbiano abbiano svolto un'attività rilevante rispetto al caso specifico, se questo criterio non possa condurre poi nel singolo caso ad un'esclusione di tutte le associazioni, perché costituisce un elemento un po' problematico. Non so nel nostro caso concreto come debba essere questa attività anche precedente all'atto affinché sia rilevante per il caso concreto, perché qui c'è l'avvocato che fa queste dichiarazioni, ovviamente non è coinvolto nessuno e solo successivamente
poi sorge a tutta la causa con le conseguenze, non so come... Ma probabilmente si potrebbe considerare un criterio di selezione sussidiario, cioè nel senso, fermo restando che l'obiettivo che ci indica la Corte di Giustizia è che comunque ci sia l'attivazione di una tutela di carattere giurisdizionale, ok? Quindi una volta che io ho salvaguardato questo aspetto, io potrei a quel punto, ipotizzando che ci siano 15 associazioni, faccio per dire un'ipotesi, come dire, ecco, in Italia sicuramente non succede, quindi questo pericolo non si corre. Ecco, ma ipotizziamo ci siano 15 associazioni, l'obiettivo che ci dice la Corte l'abbiamo raggiunto, non facendo quest'ulteriore selezione, e qua, come dire, viene la obiezione, io che cosa otterrei? Che dato 100 il risarcimento del danno, io lo dovrei dividere per 15, no? Stando ai criteri di oggi. E questo sarebbe, come dire, paradossalmente uno svantaggio, perché ipotizziamo che di queste 15 solo 5 abbiano concretamente la possibilità di svolgere delle attività socialmente rilevanti per il contrasto di quel comportamento discriminatorio. Queste 5, che sono quelle che veramente fanno le cose, avranno un risarcimento inferiore perché io lo devo dividere per 15. Per cui anche nell'ottica di quello che dicevamo prima, cioè in mancanza di una norma che dia quei soldi allo Stato perché curi gli interessi collettivi, lo devo dare a dei privati, perché questo interesse collettivo ci sia la ragionevole certezza che sia effettivamente curato da soggetti privati, io dovrei darlo a chi mi garantisce che una volta che ha in mano quei soldi effettivamente farà delle cose. Okay? E questo lo dico a ragion veduta perché nel seminario che ho tenuto per il servizio legale del WWF nazionale qualche giorno fa, una dei problemi che si sono posti è: ma noi certe volte ci troviamo ad agire per il risarcimento del danno insieme ad altre associazioni locali che non fanno e che non hanno fatto nulla rispetto a quel determinato caso, mentre noi abbiamo fatto tutto e alla fine noi otteniamo un risarcimento come loro che non hanno fatto niente, perché sulla carta il criterio di selezione è soltanto astratto, diciamo, e sulla carta noi e loro siamo lo stesso. Come possiamo fare per... Questo è un Senza problema. considerare, Francesco, che potremo anche avere delle associazioni costituite con lo scopo di creare questo rumore attorno alle associazioni genuine. Ripeto, il diritto sindacale mostra questo. Queste associazioni sindacali che fanno rumore, noi li chiamiamo yellow trade unions, quindi sindacati gialli, quindi soggetti cattivi, e che sono messi lì per fare rumore, per impedire a quelli buoni di lavorare. Per cui l'ordinamento lo sa, lo sa. E trova una soluzione. Anna, tu hai parlato di di un'autorità indipendente come in Belgio. Io stavo pensando al nostro garante della privacy, potrebbe essere un'istituzione come questa o sarebbe Allora, un'autorità completamente allora, diversa? il tema delle autorità indipendenti è un tema molto interessante che nel nostro paese si è affrontato con l'istituzione di molte autorità indipendenti e ogni tanto, dico la verità, qualcuna nasce, qualcuna muore. Penso ai soggetti che rappresentano la pubblica amministrazione quando fa i contratti del lavoro pubblico. Ogni tanto nasce un'autorità per fare questo, ogni tanto ne muore un'altra. Allora, il meccanismo è un meccanismo in cui un'autorità è indipendente nella misura in cui la sua governance è autonoma e nella misura in cui ha un bilancio di cui ovviamente risponde davanti a chi controlla i conti nazionali e qualsiasi sia il soggetto definito all'ordinamento, ma ha un'autonomia e dipende dalla struttura di ogni singolo soggetto. Non so se quel garante possa o non possa essere il soggetto indicato, noi abbiamo
una esperienza vasta di autorità indipendenti, ma abbiamo anche un'esperienza vasta di autorità dipendenti. Faccio due esempi. Uno l'abbiamo citato ed è questo ufficio che è l'Ufficio Nazionale contro le discriminazioni razziali, che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi direttamente a contatto col governo. L'altro soggetto che noi conosciamo è la consigliera nazionale di parità e tutto il sistema dei consiglieri di parità, che avrebbero delle competenze nelle materie che ci interessano, ma che sono nominati dalla politica e con grande fatica riescono a stento a fare l'attività, a svolgere l'attività obbligatoria. Per cui neanche questi soggetti sono delle autorità indipendenti. Gli esempi ci sono su come costruire un'autorità. Ovviamente, il punto è che questi temi non sembrano mai urgenti. C'è sempre qualcosa di più importante. E una volta c'è la crisi, una volta c'è la pandemia, però questo fa sì che, finita l'emergenza, non si sia al punto da capo. Finita l'emergenza, le fragilità hanno fatto un passo avanti nella fragilità e un passo indietro nella tutela dei diritti. Il privilegio avanza, la fatica cresce, le persone deboli arretrano, arrancano, fanno più fatica. Allora, veramente nei momenti di crisi bisognerebbe essere coraggiosi e dire che ci sono cose importanti e che davvero non costano, perché non si può avere l'alibi che le autorità siano soggetti costosi. Io ho lavorato presso un'autorità indipendente e ho vissuto il passaggio in cui questa autorità indipendente è poi rientrata alle dipendenze di un soggetto politico e ho visto la differenza e il costo non è cambiato. Per cui bisogna essere anche molto onesti nel dire che ci sono istituti che vanno attuati e l'autorità indipendente per il contrasto e l'applicazione delle direttive relative alle discriminazioni è un'autorità urgente, tanto più nella situazione in cui siamo oggi. Ma c'è speranza? C'è sempre, Ok. altrimenti il nostro lavoro è inutile. No, è vero. Quello che posso dirvi è che in questo momento è all'attenzione del Parlamento una proposta di legge per la costituzione di un'autorità che non è proprio a tutela delle discriminazioni, ma per la tutela dei diritti umani e le libertà fondamentali. Quindi, diciamo, ovviamente la discriminazione dovrebbe rientrare in questa sua competenza. Questa è la notizia buona. La notizia cattiva è che non è la prima volta che una proposta di legge del genere viene fatta e che nelle scorse legislature, come dire, non è arrivata l'approvazione da parte del Parlamento. Quindi, come dire, il problema è posto all'attenzione del legislatore e vediamo che cosa succederà. Perché direi che con questo passo si arriva anche ad una tutela pubblicistica, non solo privata, di questi diritti fondamentali, e cioè anche ad un'altra visibilità della problematica, perché adesso sembra come se fosse un'associazione privata a tutelare interessi di singoli, mentre se poi è un'istituzione pubblica allora diventa anche più importante come tema, perché si vede che per tutta la società la tutela delle minoranze è importante, in quanto si tratta di un'istituzione nazionale, non di un'associazione di singoli privati o di un'associazione privata, quindi portare qui la tutela dall'area privata nell'area pubblica sarebbe già un passo importantissimo. Non so se questo è vero, ma è l'impressione che ho. Certamente sì, l'istituzionalizzazione di queste vicende è sicuramente un passaggio importantissimo, soprattutto rispetto a quello che dicevo prima, cioè alla rendere consapevoli quante più persone possibili
del problema e della sua eventuale modalità di soluzione e soprattutto sulla prevenzione, perché ovviamente noi, come dire, entriamo in campo con l'arma che ci diceva il professor Schur, una volta che, come dire, il disastro ormai si è compiuto, è che, come sappiamo, i diritti della persona vengono massimamente tutelati con la prevenzione del danno. Lo diciamo per quanto riguarda l'azione inibitoria nell'ambito del processo, ma se noi guardiamo all'intera collettività, sono le politiche sociali di prevenzione che fanno sì che certi fenomeni non si verifichino e che tutelano effettivamente le persone. Quindi, per le risorse che ha a disposizione, gli strumenti che può attivare, l'esistenza di un'istituzione che faccia tutto questo, come dire, non dico che risolva tutti i problemi perché il diritto non è una bacchetta magica, però sicuramente avrebbe un impatto a livello collettivo decisamente più incidente. Ecco. Mm-hmm. Bene, adesso vedo che siamo arrivati alla fine del nostro tempo a disposizione, per cui vorrei lasciarvi ancora la parola a voi. Io non posso dire altro che grazie, forse volete ancora fare qualche frase finale che chiuda questo nostro discorso. Bellissimo. Io intanto volevo ringraziare te in particolare per l'opportunità che ci hai dato non solo di parlare con i tuoi studenti, ma di obbligarci, come sempre, quando uno deve parlare in pubblico, a ripensare ancora una volta delle cose che, siccome uno le ha studiate, pensa ormai di averle, di saperle e comunque che non ci sia nient'altro di nuovo da dire. E invece ci hai dato l'occasione di ripensare, di confrontarci. In questi giorni io e Anna ci siamo sentiti più volte in vista di questo seminario e abbiamo visto altri aspetti nuovi da approfondire, per cui non solo ci hai dato l'opportunità di dire le cose che pensiamo ai tuoi studenti, ma ci hai anche fatto il regalo di nuovi pensieri che ci arricchiscono. Quindi grazie veramente, Gregor. Grazie Mi mille. associo completamente a quanto detto da Francesco e aggiungo da parte mia che davvero in questa situazione essere vicini anche in questo modo su temi di ricerca importanti è un momento bello, positivo per tutte e tutti noi. Quindi di nuovo grazie. Grazie a voi e a presto risentirci, perché questa è solo la prima puntata di altre puntate che seguiranno. Arrivederci Grazie. e grazie. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti.